Il caporalato, la parte lesa sono proprio gli agricoltori, perché la stragrande maggioranza dei nostri agricoltori sono in regola e vogliono essere in regola, vogliono pagare correttamente i propri operai. Certamente oggi vi è una grossa difficoltà nel reclutare operai agricoli e quindi molto spesso ci sono queste cooperative, che la stragrande maggioranza sono anche queste in ordine con i propri contributi, danno manodopera che effettivamente non rispecchia proprio l'autorevolezza propria. Il caporalato in agricoltura è una piaga anche e soprattutto per gli agricoltori. Il problema si risolve solo se in sinergia con tutti gli agenti che lavorano sul territorio. Intanto bisogna mettere delle regole certe, insieme con il prefetto, insieme con i carabinieri, con l'Arma dei Carabinieri, con la Guardia di Finanza, sono state fatte una task force proprio a Padova per contrastare il caporalato. Quindi molta formazione, molta informazione alle nostre aziende agricole per contrastare questa grave piaga che riveste il nostro mondo, il mondo dell'agricoltura, il mondo degli agricoltori.